Ciao a tutti, guardate che bel panorama, che bello scorcio, siete curiosi di sapere dove sono? Intanto voglio ringraziare il gruppo Folk Santa Lucia di Seui per avermi invitata a questa manifestazione. Sono molto contenta, li ringrazio calorosamente e a voi vi dico Aio, beniga di Gontu! Ciao, Vani. Aspetta. Questo è il bellissimo simulacro di Santa Maria Maddalena, di cui vi parlerò meglio domani. La patrona di Lanusei è anche la titolare della parrocchia di Seui, anche se il suo patrono è San Rocco. Però c'è la chiesa principale dedicata a Santa Maria Maddalena, che è proprio la figura biblica della resurrezione di Gesù, morte e resurrezione di Gesù. Questo è l'interno della bellissima cattedrale di Lanusei. Ve ne sto mostrando un pezzettino perché qui non ci sono persone. Questa è la cattedrale di Lanusei, intitolata Santa Maria Maddalena. Sorge su un'antica necropoli romana e la parte più vecchia della chiesa è ben documentata sin dal 1600, quindi c'era già una costruzione sin da quel periodo lì. È incastonata proprio all'ingresso del corso di Lanusei. Vedete? Un bellissimo campanile con l'orologio e poi inizia il corso. A Lanusei ci sono delle case altissime. Nel corso da una parte all'altra ci sono queste case così alte e sotto tantissimi negozi, alcuni anche molto interessanti. Però è possibile scorgere anche delle case d'altri tempi, ormai diventate come dire dei ruderi pericolanti, e poi tanti portoni di un tempo passato, come tanti altri paesi. Anche questo probabilmente si sta votando, nonostante rispetto ad altri siamo in un centro molto grosso, in un centro grande, ci siano molti servizi che non ci sono in altre località. Questa è la chiesa dell'adorazione perpetua a Cristo Re. È moderna, si capisce benissimo dalle sue caratteristiche, e poi però c'è un bellissimo giardino. È dotata anche di campanile, anch'esso moderno, e poi c'è questo bellissimo giardino con una fontanella a zampillo, queste varie diciamo delle piccole come le posso chiamare? Sono come delle stele, no? Tutto curatissimo, alberi bellissimi, il prato non è proprio verdissimo, però pulito, curato, è molto ampio. Ci sono anche tantissimi oleandri coloratissimi. E questa è una delle tantissime chiese di Lanusei. Conosco il significato di questo bellissimo murale, però è particolarissimo, marron e giallo, e occupa tutta un'intera parete da giù verso su. Chiederò in pasticceria che significato ha. Molto carino. È un esempio di un'abitazione chiaramente datata, porte vecchissime, balconi che sono stati realizzati in ferro battuto ma proprio vecchi. E poi guardate che bello, c'è l'osservatorio astronomico di Monte Armida. Come dire, ci sono delle fotografie, quindi ci sono delle foto che sono state scattate probabilmente da lì, e in più anche la foto dell'osservatorio. E laggiù c'è Mario, impaziente di far colazione, un rush delle mie riprese. Che carino, questo ieri sera sarà pieno di persone che prendevano il fresco sorseggiando delle buone bibite. Guardate anche questa palazzina come bella, balconi vecchissimi, finestre datate e a fianco una bella gradinata. Nel lato
frontale, passando nel corso di questa casa che ospita appunto tutte queste immagini dell'osservatorio astronomico, c'è questa bellissima targa, ma soprattutto significativa, che indica che in questa casa, che indica che tra il 1822 e il 1841 aveva ospitato il famoso generale, scienziato e politico Alberto La Marmora, colui al quale è appunto dedicata Punta La Marmora, ad esempio, perché come molti di voi sapranno ha girato in lungo e in largo tutta la nostra isola. Ora noi stiamo aspettando la nostra colazione, anzi una parte è già arrivata. Guardate che carino questo bar, questo angolino suggestivo davanti a tante le cornie delle mostre. Delle squisitezze di vario genere, tutte apparentemente molto invitanti. Curiosi di assaggiare questo cornetto alla carbonella o al carbone che sia. Ci hanno detto che è preparato con gli stessi ingredienti con cui si realizza il carbone della Befana, quello che viene donato ai bambini. Boh, vedremo. Queste buone paste le accompagniamo con una buona tisana agli agrumi di Sicilia. La pasta alla carbonella era buona, insomma, non so se si dica la carbonella, non me lo ricordo più come l'ha chiamata, ma era buona. L'abbiamo chiesta farcita al pistacchio. I video che avete visto sinora riguardano la giornata trascorsa alla Nusei. Noi adesso siamo appena rientrati dal mare, perché dalla Nusei ci siamo spostati poi a Tortolì, felici di questa bellissima esperienza. Non ho avuto modo di raccontarvi tanto perché è stata una serata molto intensa. Ci siamo incontrati con il gruppo folk di Seui. Io avevo già indosso l'abito perché Maria Luisa Ferreri, la mia maestra che ho avuto in quarta elementare, è diventata poi mia collega e carissima amica, un'amicizia che dura da quasi 40 anni. Mi ha gentilmente ospitata, ringrazio sia lei che sua sorella Daniela, e quindi sono andata a casa sua, mi sono cambiata, ho raggiunto il gruppo di Seui e abbiamo atteso il momento della processione. Abbiamo provato a entrare in chiesa, ma la gremita di gente, e c'era tanto caldo e non volevamo sudare per evitare di danneggiare gli abiti, i costumi. Abbiamo partecipato alla processione, tutto sommato si stava abbastanza bene, molto suggestiva anche se corta, ce l'aspettavamo molto più lunga rispetto ad altre. C'erano questi tre gruppi: Arzana, Lanusei e Seui, abiti molto belli. In realtà gli abiti molto belli, tutto molto suggestivo, il suono delle launeddas è tanto coinvolgente. Poi ho individuato Don Pier Giorgio, con cui alla fine della processione ci siamo concessi una piacevole chiacchierata. Ci ha anche donato il libricino di Santa Maria Maddalena, che leggerò a casa perché al mare c'era troppa luce, oggi eravamo al mare e avevo difficoltà a leggere. Poi oggi avevo deciso anche di voler oziare. E poi durante la processione ho notato che c'era anche Ivan, il fratello di Manuela, una mia ex alunna di Peras de Vogo, dove sono appunto adesso, che diventerà seminarista da settembre, credo. Comunque è sempre stato il suo sogno, il suo desiderio, e noi siamo contenti. Un ragazzo molto a modo, molto carino. E questo è quanto. Dopodiché noi siamo stati invitati a cena dal comitato, abbiamo scelto di andare a mangiare in una pizzeria perché volevamo cambiarci con calma a casa, rinfrescarci e poi cercare un luogo molto fresco. Non perché siamo svirbonisi, la compagnia ci piace come. Quindi io adesso ringrazio ancora il gruppo folk Santa Lucia di Seui per questa bellissima esperienza, e anche Mario per avermi accompagnata. Ho trascorso una bellissima giornata al mare con lui, abbiamo
ci siamo riposati, abbiamo gustato ottimi piatti al golfetto. Seguite gli altri video in cui vi racconto di questa giornata, di questo fine settimana bellissimo. Diciamo che è un dono piovuto dal cielo, e per fortuna non avevo altri impegni, perché altrimenti avrei dovuto rinunciare a questa esperienza meravigliosa. Ho realizzato tanti video al mare, cercherò di montarli, in cui parlo un po' dei gruppi, dei costumi, di cosa ne penso io. Sono veramente felice da tanto che non andavo in giro con un gruppo, e sono contenta. Vi saluto, da Paraslevogo è tutto, vi aggiungo l'ultimo pezzettino in cui c'è la nostra pizza, quella che abbiamo consumato poco fa. A Trusanus con saluti. Per concludere in bellezza questo fine settimana 22-23 luglio, una gustosa pizza al Civico 10 di Perlasdevogo, davanti alla scuola in cui ho lavorato per tanti anni e che ricordo sempre con tantissimo piacere, sia per quanto riguarda alcune delle mie colleghe, Giulia, Pina, Manuela, Angela Giordano, sia per quanto riguarda la mia classe. Eh sì, mi mancano tanto. Ciao a tutti!